Il quarto successo consecutivo per la Saugella Monza arriva al termine di una sfida dal risultato tutt'altro che scontato. Il match contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia è stato in equilibrio per lunghi tratti della partita, senza che una delle due squadre si imponesse realmente come autentica dominatrice. A spuntarla sono le ragazze di Massimo Dagioni che dopo aver rimontato in modo incredibile il secondo parziale hanno poi portato a casa anche i due set successivi, chiudendo sul risultato di 3-1. Il primo parziale vede un sostanziale testa a testa fino al break Brescia, che scappa sul 19-14 grazie a un buon ritmo in quello che è il piatto forte della casa, il servizio. Monza non ci sta e rimonta, dovendo però alzare bandiera bianca con due errori consecutivi in attacco che regalano il set alle leonesse. Il secondo parziale è un monologo bianconero. Brescia domina in lungo e in largo, trovando il vantaggio massimo sul 16-9. Dagioni però sostituisce Meiners con Mariana e la storia della partita cambia. Monza rimonta, sorpassa e conquista un insperato secondo parziale, chiudendo 25-23. Il terzo set vede sempre Mariana in campo, che con la sua qualità in difesa restituisce solidità alla retroguardia della Saugella. Brescia fatica a mettere palla a terra e il meno 75% di efficienza in attacco la dice lunga sul set perso dalle leonesse 25-17. Nel quarto parziale Monza ne ha di più, il vantaggio si fa ampio dal 20-19 in poi, quando Anna Ortmann decide che la partita deve finire e con 22 punti totali si carica sulle spalle le proprie compagne. 25-20 e 3 punti per Monza, con Brescia che incappa così nella quarta sconfitta consecutiva. Per le ragazze di Mazzola c'è però la consapevolezza di poter tornare a contare presto su Jessica Rivero, leonessa lasciata precauzionalmente in panchina per un problema muscolare. La prossima sfida di Monza vede la trasferta a Chieri, mentre Brescia tornerà in campo tra 2 settimane, il 14 dicembre, nel match fondamentale ai fini della classifica contro la Zanetti Bergamo.